Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Ciao a Massimo Privitera. Ciao a Marco Testoni. Iniziamo subito così, dai, subito così alla grande, ma siccome l'ospite che noi stiamo per annunciare in realtà di verve ne ha tanta, anche di senso dell'umorismo. È un grande personaggio social, tra l'altro, grande personaggio social, insomma. Allora stiamo parlando di Anna Rollando. Ecco, quando forse l'avete già vista perché l'abbiamo già intervistata in occasione del concerto omaggio a Morricone a Tor Vergata qualche tempo fa, dove, ecco, Anna è una figura che mi piace tantissimo perché ogni tanto la trovo che è una violista, perdonami, violista. Ogni tanto invece la trovo come presentatrice, poi la trovo come scrittrice, quindi è proprio open mind da questo punto di vista. Peraltro scrittrice, no, piuttosto valente, che non è sempre una cosa scontata perché è musicista, perché normalmente i musicisti sono bestie da partitura, ma che magari non sono in grado di scrivere, ecco, però qui cominciamo a vedere il suo, se non sbaglio, il suo terzo libro, ma ne ha fatti altri due, no? Dico bene, Massimo. Yes. Una grande promotrice di se stessa social, su Instagram è divertentissimo, è anche un elemento culturale da ascoltare, vedere e soprattutto farsi consigliare. Quindi ora abbiamo con noi chi? Quindi? Eccola lì, ecco, armata di libri. Armata. Guarda che meraviglia, sembra che stiamo giocando a poker. Io butto questo, vai. Scopa, eccolo qua, ce l'ho. Ciao Anna, piacere. Ciao Marco, ciao Massimo, ciao a tutti. Piacere di averti qui tra noi. Allora, un po' ti abbiamo anticipato, insomma, un paio di elementi fondamentali, e io, se Massimo è d'accordo, partirei da quelli. Allora, vai. Tu sei una musicista, ho sbagliato prima, chiedo perdono se una violinista, no. Violista proprio qui è, no, capito? Perché ci tengo, violista, io proprio l'orgoglio violista. Lo so. Dice lui che sembra che non ha fatto mai musica in vita sua. Percussionista, uno che batte i tamburi, capisci? Abbiamo lo stesso destino, siamo pieni di barzellette su di noi, abbiamo lo stesso destino. Quindi... Sì, è vero, è verissimo. Anna, musicista, strumentista, scrittrice. Ecco, queste due cose, come dicevo prima, non sono scontate per niente. Come ti sei avvicinata alla scrittura? Quale percorso hai avuto? Come è venuto tutto questo? Come è venuto? Allora, in realtà gli amori della mia vita sono due: la musica evidentemente e i libri, perché, come si può notare, ma come vedo anche dietro di voi, siamo tutti pieni di libri. Quindi la musica ci abita senza dubbio, ma ci nutriamo anche di libri, da sempre, io credo, tutti quanti, libri di musica e non, naturalmente. Io ho sempre letto moltissimo, sempre tantissimo, ho fatto anche la lettrice, pensate, di mestiere, proprio, non so se avete presente, è un mestiere buffissimo. Sì. E quindi ho sempre tanto letto, sempre amato i libri, fino a quando a un certo punto, siccome io amo molto raccontare la musica, l'ho sempre fatto tra gli amici dell'università, le persone non musiciste, ho sempre raccontato la musica, sono convinta, e nei libri è proprio questa l'idea che porto avanti, sono convinta che raccontando con molta semplicità, un po' di ironia, con freschezza anche un po', la musica, che è quella che noi amiamo e che conosciamo magari approfonditamente, anche in maniera pedante alle volte, e ci piace perché ce ne facciamo vanto, ma se noi la raccontiamo in un altro modo, avviciniamo la musica a un sacco di gente. E così ho sempre fatto, chiacchierando, invitando ai miei concerti le persone più strane, più diverse, che una volta venne una signora che portai con me, una persona, una donna, direi una ragazza, ma non oso più dire una ragazza, no? Quelli della nostra età ormai non possiamo più dircelo. Comunque, no, lo puoi anche dire, okay. Dillo. Portai una ragazza cinquantenne come noi al teatro dell'opera e venne tutta intimorita e mi chiese: ma posso venire anch'io a teatro? E io dissi: certo, cioè perché no? E da lì capii che il suo timore era: io non capisco niente, ma tipo mi faranno entrare se non capisco niente? E io la rassicurai, cioè, per spiegarvi, no, lo stato d'animo di tante persone che, intimidite di fronte a contesti diciamo così differenti dalla loro vita quotidiana, non osavano entrare. Io ho cominciato a raccontare trame di opere, a
semplificare, che ne so, le 4 stagioni, piuttosto che anche le sinfonie di Beethoven, e portavo un sacco di amici a teatro, a vedere gli spettacoli, eccetera. Dopodiché mi è stato proposto, ma queste cose che racconti, ma perché abbiamo fatto degli incontri, degli inviti alla lirica soprattutto, eccetera, ma perché non li scrivi, perché non racconti il mondo della musica classica, nel mio caso, perché è il mio territorio, però insomma della musica, ed ecco che è quello che ho fatto. E nel primo libro che è, vado con la slide, questo, Vai. applaudire con i piedi, esatto, con le mani, però con i piedi evitiamo che il nostro pubblico, esatto, subisca questa cosa. E in questo libro, che appunto è Applaudire con i piedi, ho raccontato un pochino questa cosa, cioè come il mondo della musica, ribadisco, per me la musica classica, ma in realtà tutta la musica, perché la musica vista nella sua interezza è una, secondo me. È una, dopodiché si declina, si articola a tutte le sfaccettature, a tutto, però raccontando appunto la musica classica da un punto di vista diverso, cioè dal punto di vista di chi la musica la fa e che cerca di raccontare agli altri di come la musica sia tutta bella. Non ci sono tante musiche, ce ne sono solo 2, quella bella e quella brutta, basta. Dopodiché... Io prima di andare avanti però ti chiederei, sì. io lo so, di spiegare perché si chiama Applaudire con i piedi, perché questo certo. è molto divertente, come certo. e chi non addetti ai lavori non lo sanno. Prego. Certo, allora io ho scelto questo titolo perché volevo proprio diciamo sottolineare degli aspetti particolari, peculiari del mondo musicale, ribadisco, classico, che però la gente non conosce e che magari potevano incuriosire. Quello che cos'è? È proprio un tipo di applauso segreto, diciamo così, che noi musicisti facciamo. Cioè alla fine di un concerto, noi con gli strumenti in mano, nel mio caso specifico la viola e l'arco, ecco che ho le mani impegnate, ma io magari voglio applaudire o il solista che ha cantato, che ha suonato, o il direttore o chiunque, desidero applaudire e non posso, ho le mani impegnate. Quindi noi musicisti cosa facciamo? Battiamo i piedi sulle assi del palcoscenico, creando così l'applauso con i piedi. Ma c'è un altro applauso con i piedi, che quello è ancora più segreto, ovvero durante l'esecuzione di un concerto o di un'opera, magari c'è un assolo bellissimo che fa il flauto, oppure il soprano sta facendo un'aria meravigliosa e noi vogliamo dirglielo, ma non possiamo chiaramente interromperci. E allora cosa facciamo? Strofiniamo a questo punto silenziosamente i piedi sulle assi del palcoscenico, creando un rumore sottile, sotterraneo, ma persistente, che arriva a domicilio a chi deve arrivare e che è il nostro applauso con i piedi. Ecco perché. E così ho voluto intitolare questo libro e anche, vado con l'altra slide, il secondo. Secondo me noi ce ne possiamo andare, lei rimane lì. Infatti, no, adesso taccio. No, ma tu puoi parlare in maniera veramente come un effluvio di parole meravigliose, perché poi diciamo che Anna ha la peculiarità, la interrompo un nanosecondo, ha la peculiarità di saper veramente trasmettere qualcosa che effettivamente a parole è di una difficoltà enorme, cioè parlare di musica, parlare di tutto ciò che avviene dietro le quinte della musica e mentre si suona è complicatissimo. Io che recensisco da anni colonne sonore e non solo, ma devo dire che è la cosa più complicata in assoluto, e lei invece te lo passa con quello che diceva poc'anzi, la semplicità, bello brutto va bene, magari è troppo sminuente, però effettivamente riesce ad andare nel segno subito e a farti apprezzare qualcosa di veramente complicatissimo, quello che noi chiamiamo diciamo l'oggetto invisibile. Allora, io se sei d'accordo comincio con questo giochino con Anna Rolando, ovvero che gliel'avevo detto. Allora, io adesso gli faccio vedere questo libro. Professore, non ho studiato. Sì. Certo, questo ce l'ho. Questo ce l'ho, mi manca. Ce l'ho. Allora, Se non ce l'ho lo vengo a rubare a casa tua. Giocare con la musica di Leonard Bernstein. Allora, il concetto di giocare con la musica, no? Allora, io adesso faccio subito un grande complimento a Anna, perché leggendo il suo libro, a un certo punto fa un atto che normalmente chi vuol divulgare con parole semplici la musica raramente fa, perché le partiture sono considerate fogli quasi da carbonari, cioè chi non fa musica si trova davanti una partitura e dice aiuto, che cosa c'è scritto qui, e ha quasi un senso di ripulsione proprio, perché si sente
come se noi non Escluso. conoscessimo una lingua, il giapponese, e mi trovo davanti il giapponese bello, gli via dicendo. Lei invece stampa sul suo disco una partitura di Schubert, subito dopo una di jazz, e quello che consiglia al lettore è: guardatela, cioè, ma guardatela, vedete quanto è bella, quanto è regolare, quanto, ecco, cioè il piacere di guardarla già subito con l'occhio, capito? E la differenza che c'è tra quella appunto classica di Schubert e quella jazz, non ricordo di chi. Ecco, tutto questo è un atto coraggioso, ma molto, secondo me, efficace, perché secondo me funziona proprio così. Normalmente i musicisti non sono in grado di farlo, lei invece è in grado di farlo. Mi spieghi questa tua mossa azzardata, come è uscita? Allora, io sono convintissima che come raccontare in maniera, come hai detto tu e come sia entrambi mi avete sottolineato gentilmente, questa cosa della semplicità, secondo me è una grandissima necessità. È un piacere per me, ma è una necessità. Parlare difficili, io credo che tutti noi che abbiamo letto qualche libro, a parlare difficile ci mettiamo pochissimo. Tiriamo fuori un sacco di paroloni, snoccioliamo concetti, tiriamo fuori parole incomprensibili a noi stessi, ma che sicuramente funzionano, no? All'epoca della scuola, i paralipomeni della Batracomiomachia d'Omero, se vi ricordate, andavamo con sti titoli per far vedere che studiavamo i libri difficili. Ma detto questo, non arriviamo da nessuna parte. Allora, come giustamente Marco stava sottolineando, io credo che per avvicinare le persone basta fare delle scelte molto semplici, cioè delle proposte molto semplici. Quando io presento il libro dico sempre: perché vi avvicinate alla musica classica con timore? Se voi andate a un ristorante e mangiate un piatto buonissimo, che cosa volete sapere di quel piatto? Sì, forse come si chiama, giusto se contiene un allergene, faccio per dire, ma non ci interessa sapere la composizione chimica, se il primo che l'ha cucinato era Robespierre o se era un tirannosauro rex, cioè non ci interessa niente, ci piace sapere che è buono, che non ci fa male e che ci è piaciuto, e semmai torniamo a mangiarlo. Poi, se siamo bravi cuochi, vogliamo tornare, vogliamo sapere la ricetta. Se siamo ancora più bravi, apporteremo delle variazioni. Se siamo ancora più bravi o quantomeno scientifici, studieremo la chimica del piatto, ma questi sono step diversi. Noi, se vogliamo mangiare un piatto buono, vogliamo solo sapere che sia buono. Lo stesso penso della musica. Andiamo a sentire un concerto di musica classica, perché ci dobbiamo terrorizzare? Guardiamola, ascoltiamola, apriamoci all'ascolto e rendiamoci conto che è bella. Fine. Se non ci piace, può essere pure che non ci piaccia, facciamocela passare attraverso e ascoltiamone ancora. Prima o poi incontreremo, dico sempre, 2000 anni di storia. È possibile che non ci sia un pirla di compositore che ha scritto qualcosa che vi piace? 2000 anni di storia, tutti i generi dello scibile umano. Di solito la musica classica viene catalogata, no? È antica, è noiosa, non la ascolto. Quello che diceva Marco di far vedere la parte era in realtà, in questo caso specifico, per sottolineare quello che diceva Bernstein, che la musica classica ha un nome sbagliato, se vogliamo, perché non è classica. Esatto. Il classicismo è un periodo specifico della storia della musica, che diciamo che assurge a ruolo principale della musica perché ha dei canoni di estrema bellezza, di estremo rigore, di estrema complessità, no? Diciamo compositiva e teorica, ma non è tutta la musica. Quindi quello che dice Bernstein è: non chiamiamola musica classica, chiamiamola musica esatta. Perché proprio a confronto delle due partiture, la cui bellezza è palese, perché sono oggetti belli, perché la musica è bella da vedere, tutti i bambini quando comincio a insegnare vogliono imparare a disegnare la chiave di violino e anche quella di contralto appena gliela faccio vedere, perché se no non la sanno. Però perché? Perché il gesto della musica è un gesto bello, perché le note sono belle, perché fanno parte della nostra vita quotidiana in una maniera talmente sotterranea e talmente completa che non ce ne rendiamo neanche conto. Torno al discorso delle due parti, mostro le due partiture per dimostrare come la musica esatta di Schubert, ma chiunque, del compositore cosiddetto classico, in realtà è una partitura diciamo estremamente dettagliata nelle richieste di esecuzione, quindi non ci sono solo le note sopra, ma ci sono un sacco di indicazioni affinché la musica venga eseguita esattamente come vuole il compositore. Così non accade in una parte jazz, dove hai magari il tema dello standard, il tema per parlare insomma più semplicemente, diciamo un tema musicale, una melodia, a cui vengono suggeriti degli accordi che prevalentemente hanno una logica, diciamo così, ma al quale poi ciascun esecutore può apportare le proprie
richieste variazioni, proprio viene richiesto che ciascuno porti il proprio portato musicale. Così non accade nella musica esatta, come dice Bernstein. Questa è la sola, sono innumerevoli le differenze, ma questa è una differenza peculiare che può aiutarci a definirla. E così, in questo stesso modo, ecco, Massimo... No, io potrei stare ore e ore. Guarda, io paragono Anna nel saper divulgare quello che sono effettivamente, quello che è la musica esatta. Io questa cosa è meravigliosa, me l'hai subito fatta rimembrare quando mi vidi tutta la serie di lezioni di Bernstein con la New York Philharmonic Orchestra a tutti i bambini delle scuole medie ed elementari, a una roba che io veramente di sibilio totale, ma devo dire che Anna, anche nel leggerla, ha la stessa semplice e diretta facoltà di farti capire l'incapibile, l'incomprensibile per chi ovviamente non ha studiato musica, non è avvezzo alla musicalità, alle note, al pentagramma, come mi è successo quando leggevo Stefano Bollani, che ho letto quasi tutti i suoi libri, come anche Gianfranco Plenizio in Bizzarrie musicali. Mi ha anticipato. Allora, hai visto? Ecco qui. Bizzarrie musicali, Plenizio. Allora, io adesso leggendo Anna, mi sono venute in mente delle assonanze con autori. Allora, Gianfranco Plenizio aveva quella cifra lì, sapeva scherzare sulla musica, sapeva spiegarla, era veramente eccezionale, una grandissima penna. Io purtroppo non ho avuto modo di conoscerlo da vivo né di lavorarci, però io non so se Anna conosce questo autore qui, è un autore americano che si chiama Alex Ross, lo consiglio a tutti. Senti questo, e quest'altra invece si chiama Il resto è rumore. Lo consiglio a tutti perché, ecco, se non lo conosci, questo sappi che ti sarai innamorata di questo, perché troverai veramente delle assonanze col tuo stile. È un newyorkese che parla appunto di musica classica, anzi no, parla di musica a 360 gradi, con una conoscenza incredibile, ma tutto con una naturalezza, con una semplicità, facendo dei raffronti a destra e a sinistra che sono molto 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 interessanti. Dicevo, però una domanda che mi sorge spontanea è proprio leggendo il tuo libro, che a un certo punto tu in qualche modo individui uno che può essere stato un qualcosa che può essere stato un problema che ha fatto sì che nella società odierna la musica è considerata come un qualche cosa di appunto per carbonari o qualche cosa di staccato. E fa l'esempio della scuola, ahimè, perché se da bambini ci insegnano appunto Leopardi, che in fondo quella è letteratura, chiamiamola colta, se noi usiamo il termine musica colta, mentre di musica colta c'è veramente poco. Io sono stato fortunato, appartengo a quella generazione che noi alle medie ci portavano a sentire le prove d'orchestra del Santa Cecilia a Roma. Quindi vedevamo questi tutti in borghese perché si stavano appunto facendo le prove, ma noi abbiamo avuto, noi bambini, mi è arrivata questa botta dell'orchestra, perché quando senti la prima volta un'orchestra ti spettina, come si suol dire. Ma non solo ti spettina, scopri gli strumenti, ti accorgi il fagotto, cioè ci sono bambini che non sanno cosa sia, ho detto il fagotto, ma neanche sanno cos'è la viola, adesso lo dico sempre scherzando, però effettivamente, cioè i ragazzini sanno il violino, il pianoforte, il povero tristo flautino, che è quello plastica, che eliminerei perché la cosa per allontanare la musica i ragazzini dalla musica, fargli suonare il flauto dolce è proprio è mortale. C'era dietro un motivo di democrazia, però insomma dimmi. Sì. Ti volevo leggere appunto un passo di questo tuo libro che non conoscevo io, quindi ti chiedo lumi in questo senso. Tutto cominciò alla fine del 1800, quando la riforma della scuola di Francesco De Santis, esimio letterato nonché ministro dell'istruzione dell'epoca, istituì delle scuole specifiche per signorine, in cui la musica era
annoverata insieme al cucito come arte donnesca. Pian piano, a partire da quella pignolesca distinzione, la musica a scuola si è sempre più allontanata dai ragazzi, sia dal punto di vista teorico che pratico. Questa mi ha fatto venire un brivido sulla schiena. Io non sapevo questa storia, con tutto il rispetto del cucito e con tutto il rispetto del termine donnesco, che sta partendo una slide, ve lo dico. È partita dalla slide. Sta partendo la slide. Ci spieghi un attimo questo concetto, che mi fa capire già che cosa pensi dell'argomento, però insomma... Sì, certamente. Allora, no, il problema della musica a scuola, grazie Massimo per aver inserito la slide così, ecco, questa tua, grazie dell'assist Marco, perché sì, allora... Il problema della musica a scuola è un problema annoso, complicato, che si lega all'estetica crociana, della quale non ci mettiamo a discutere adesso, se no diventiamo noiosi a noi stessi. Però diciamo che ci sarebbero tante cose da dire. Però la scuola... L'ha buttata lì, L'ha buttata lì, ma l'ho lasciata lì, Però, sì. Però voi che ci ascoltate, andate prendete appunti a casa, andate da googlate, anzi bisogna dire googlate, cercate estetica crociana. Esatto. Sì, e lì c'è stato tanto da dire, però non lo diciamo. Diciamo invece, perché poi so che insomma ho capito che tra tutti e tre ci devono ci devono fermare per parlare, quindi no, vero? Assolutamente. Dicevo, il problema della musica a scuola è annoso, è complicato. Non so neanche quale sia la soluzione vera, forse dovremmo confrontarci di più non tanto con il nostro passato, penso io, bensì con nazioni diverse, con culture diverse che hanno trovato un altro percorso scolastico. Dovremmo forse confrontarci con l'esterno, secondo me. Noi continuiamo ad autoriferirci e a cercare soluzioni senza soluzioni, mettendo pezze laddove di pezze non c'è. Secondo me è come aggiustare un canotto continuando, no? A mettere pezzettini di chewing gum, neanche di toppe. Però magari, se vi ricordate le toppe, no? Del materassino del canotto, ecco. Però secondo me manco quelle mettiamo dei chewing gum sperando che tengano, e così non è. E forse, guardando verso l'estero, forse si potrebbe, perché ci sono nazioni che insegnano uno strumento già dall'inizio della carriera scolastica dei ragazzi, che affrontano lo strumento così come studiano la matematica, così come studiano letteratura, così come studiano storia dell'arte. Perché uno va in vacanza agli Uffizi e ci va a vederlo, ma va a Firenze e non va a sentire un concerto? Perché? Cioè, no? Voglio dire. Perché manca la cultura dell'informazione, e dell'informazione poi fatta mirata. Ma sì, ma comunque della curiosità nei confronti di, no? E quindi della capacità quindi di essere ricettivi nei confronti di un sacco di informazioni. Ecco. Però, visto che Marco mi ha dato l'assist e visto che non voglio parlare, vorrei parlare 5 ore, ma so che voi mi fermerete, ecco. Allora ritornerei, visto che hai parlato di musica e di donne, al terzo libro, che è questo qua, che è questo che è in uscita adesso, cioè che è uscito adesso. Grazie Massimo che mi fa da boy. Mi sento molto... Mi piace Banda Osiris, ecco, vorrei essere... Io invece... dell'Orlando mi piace essere. Io invece, visto che si parla di donne... Nadia Boulanger, assolutamente. No, perché si dice ci stanno poche donne compositrici, sì, però ce n'era una che ha insegnato il mestiere a senza la quale non avremmo 3/4 dei musicisti del Novecento. Primo tra tutti, ma uno che mi piace raccontare è assolutamente Astor Piazzolla, che nessuno ci pensa, ma noi non avremmo niente del nuovo tango se non fosse che Nadia Boulanger l'ha guardato in faccia e gli ha detto: ma vuoi suonare la musica europea? Ma tu sei pazzo, ma tu sei il tango, vai, torna a casa, scrivi il tuo tango e continua così. E noi abbiamo la rivoluzione del tango grazie a Nadia Boulanger e ad Astor Piazzolla, naturalmente. Questo libro qui ha la peculiarità che, se uno pensa che è un libro che parla solo di musica, in realtà diciamo che sbaglia in partenza, perché è un romanzo che parla di musica, che parla di donne, dietro purtroppo uomini che più delle volte non si sono comportati tanto bene, devo dire, però che comunque grazie ad Anna oggi è un romanzo che narra, che racconta queste donne straordinarie che hanno fatto una vita veramente, buona parte di loro anche sofferta e dolorosa, ma che comunque sono venute fuori in egual misura,
ma magari purtroppo alcune tardivamente, però questa cosa è proprio narrata alla perfezione da Anna, che riesce veramente a raccontare qualcosa che è reale, romanzandolo, ma comunque facendolo passare con una semplicità e una dolcezza di intenti che è da poco, veramente da poco. Grazie, io basta, ho finito, sono a posto. Grazie. No, Arrivederci. continua, invece adesso, No, ti adesso lo ringrazio. muto. No, anzi, no, io faccio la gag che faccio sempre, cioè quando mi chiedono, questo libro, io faccio la gag che faccio sempre, cioè presento i libri, presento qualunque cosa e dico, benissimo, ma partendo dal presupposto di cui parlavamo poc'anzi, che io cerco di spiegare a tutti, no di spiegare in senso un po' maieutico, no? Di far capire a tutti quanti che ce l'hanno già la musica dentro, basta guardare, e ce l'hanno già la musica anche classica nella loro vita, basta ascoltare, cioè non ci vuole tantissimo. Ripeto, poi in base alle scelte personali uno diventerà un musicista, un professionista, eccetera, però è un altro discorso. Vedete, la musica vi appartiene già. Ditemi 10 nomi di compositori ed ecco che tutti entusiasmati, no? Si mettono lì, Beethoven, Vivaldi, e chi è che trova anche quelli più complicati? Malipiero, Casella, Dalla Piccola, e dico, bravissimi, ma siete meravigliosi, fantastico, invece di 10 me ne avete trovati 15, 20, bravi, fantastico. Adesso non 10, ditemi 3 nomi di donne musiciste. Il silenzio proprio totale, qualcuno che googla, no? Appunto tornando al discorso, tutto compulsivamente cercando donne musiciste, no? E poi qualcuna viene fuori, Nadia Boulanger, Lili Boulanger, la sua magica e troppo presto morta sorella. Una che non citano tantissimo, ma che secondo me è stata veramente geniale, è la Sofia Spero di dirlo bene. Guibaldulina. Sì, Guibaldulina, sì, ma anch'io sbaglio perché figurati, no, ma lei è viva, è vegeta e lotta con noi, per carità, per cui, però diciamo, e da lì io poi racconto e dico, ma lo sapete che in realtà le donne musiciste sono tantissime, sono state tantissime, per fortuna i tempi di oggi sono differenti, sono state tantissime e hanno scritto tante pagine della storia musicale, ma la storia se la dimenticate. Esistono. Pensate che da studi recenti, solo in Italia, tra il 1000 e il 1600, hanno trovato solo in Italia testimonianze di circa 600 musiciste donne, 600. Dopodiché di queste 600 ci saranno quelle più brave, quelle meno brave, qualcuna geniale, qualcuna mediocre, naturalmente, però voglio dire, su un piatto di 600 persone, è chiaro ci sarà un po' di tutto. E questo mi ha fatto andare a cercare, no, piano piano tutti questi personaggi che molto spesso erano, e lì ho un capitolo anche su questo, erano sorelle di qualcuno, mogli di qualcuno o figlie di qualcuno. Perché purtroppo per tantissimo tempo per poter fare la musicista dovevi avere un uomo, fare la musicista donna, dovevi avere un uomo che ti sponsorizzasse in qualche maniera. Sì. Altrimenti non avevi accesso alla professione, ma alla professione chi ci è arrivata? Infatti. All'educazione musicale sì, ecco il discorso di Marco di prima, era un mestiere era un argomento da signorina, era un mestiere raffinato. A me viene un parallelo come la geisha, no? Le geishe erano personaggi, non erano prostitute, lo sappiamo, erano donne etere, erano delle etere sostanzialmente, quindi donne coltissime, elegantissime, piene di arte, no? In tanti mestieri e soprattutto versate nella musica che intrattenevano. Quindi all'epoca, fino a un secolo fa, studiare musica era anche questione femminile, ma a puro scopo domestico. Sempre dico anche sempre questa cosa, ora noi siamo viziati, vogliamo sentire la musica, mettiamo un disco. Una volta volevi sentire la musica, te la dovevi suonare. E quindi era fondamentale che ci fosse in casa qualcuno che potesse farlo. E quindi le madri, le mogli, le sorelle, le figlie avevano questa amabile competenza che si poteva spendere in famiglia. Dopo cena, no? Gli uomini fumavano il sigaro e le signore amabilmente alla spinetta, al pianoforte, cantavano e via. Qualche sciocca, qualche pazza ha pensato di studiarlo per farne una professione e lì sono cominciati i guai, ecco. No, ma l'importante è dare dei piccoli input perché poi chi è interessato va a comprarsi quel libro lì che avete visto. L'invisibile signore della musica. Grafofil editore, che si trova dove vi pare, lo trovate in libreria se i librai sono stati abbastanza accorti da ordinarlo, se no lo ordinano.
Siate si trova lungimiranti. lungimiranti, grazie a Massimo, oppure si trova su Amazon, oppure si trova su IBS, oppure si trova dove ne pare. Lo trovate, ti posso assicurare che se volete lo trovate. E io posso dire una cosa, però, prima di andare a chiudere, che un altro motivo di grande rispetto che io ho nei confronti della signora Rolando è che sai, Massimo, te che tipo di zappiano sono io, ecco. Sì. Nel libro di Anna, nel primo libro, c'è proprio citata la classica frase che io dico come i nonni, proprio in continuazione: parlare di musica è come ballare di architettura. Lei lo utilizza proprio come a modi a inizio capitolo. E siccome noi comunque in questo programma diciamo che pregnante è la questione della musica applicata alle immagini, non si parla solamente di autrici di musica classica colta o musica esatta, ma ci sono anche accenni a compositrici che anche lì, se chiediamo a molti cultori di musica per immagini, dimmi alcuni nomi di autrici del passato, ma anche attuali in realtà, di musica per film o per serie, magari forse una a malapena, e invece la nostra cara Anna ne cita un bel po'. Oltre la Sofia, che l'abbiamo già citata, anche perché poi non solo è un'autrice di musica classica, ma anche di musica per immagini, musica applicata, ma si parla di, vogliamo dirne una attualissima, la Hildur Guðnadóttir e mi è partito il ponte. Sì, è difficilissimo dirla, islandese. Comunque lei si è vinta nel 2020 l'Oscar della musica per... La terza nella storia. La prima è stata la Rachel Portman. Poi la Anne Dudley, e poi la Hildur con Full Monty e lei, quindi quanti anni sono di Oscar? Tre signore, per carità. Poi c'era la Eleni Karaindru, che io lo dico malissimo, che è la compositrice greca, amica di Angelopoulos. Io guarda, le butto lì, la Shirley Walker, la Angela, come si chiama? L'Angela Marley, che è stata anche l'orchestratrice di John Williams, tra l'altro. No, ma ci sono. Accidenti, ci sono e continuano ad esserci, ce ne saranno sempre di più. Devo dire che tante, sì, ce ne sono tante, però siamo arrivati un po' come fanalino di coda. Io ho notato che anche nella mia ricerca personale, adesso per le ricerche bibliografiche naturalmente che ho fatto per scrivere il libro, 3/4 del materiale era in inglese, non era in italiano. Non è vero, ma se tu lo pensi dico con amarezza, ma è così. Ma se tu pensi che tra gli anni 50 e 70 in Italia l'unica effettiva riconosciuta compositrice di musica per film era la Nora Orlandi. Ma se tu pensi che Nini Comolli, quando è entrata in orchestra, che era la pianista dell'orchestra della Rai, che è entrata Nini Comolli, siccome non avevano capito che fosse una signora, quando è arrivata si sono stravolti e ha suonato per i primi tempi dietro un paravento in orchestra. Per non turbare, perché c'era una signora in orchestra. Adesso francamente siamo arrivati ultimi, proprio ultimissimi siamo arrivati. Comunque leggetelo, è una goduria, leggetelo perché è una goduria. Lo dico sottovoce come Marzullo. Allora, noi ringraziamo Anna, che ripeto, che meriterebbe non una puntata, forse 2 o 3, perché avrei tante altre domande da fare. Io qui c'ho ancora un'altra pila di libri che non ho. Ma perché non la facciamo diventare la Rolando, la facciamo diventare la pattrice libera femminile? Perché noi abbiamo quello maschile. Ma se lei vuole, questo è un invito proprio live. Se lei vuole venire da noi come fa Pierluigi, che conosci, è un collega, ti lasciamo sarebbe un onore e libero. Un piacere. Grazie. Allora ogni tanto busserò. Esatto. Se mi aprite. O se no ti chiamiamo noi direttamente, guarda, sappilo. Certo, grazie, va bene, sarà un piacere, un grande piacere. Ripetiamo i nomi di questi libri. Bravo, vai. Applaudire con i piedi è Segreti e curiosità della musica colta, l'avevo chiamata così, che fa paura, ma è voluto. Il secondo si chiama Applaudire con i piedi 2, la vendetta, che si chiama Il difficile e meraviglioso mestiere della musica, perché in questo racconto anche altre cose, racconto, che ne so, la musica nei campi di concentramento, insomma tutta una serie di altre realtà anche dolorose e terrificanti, però che vedono la musica presentissima e anche in luoghi inaspettati. Tutti editi da Grafofil editore, e questo si chiama Le invisibili signore della musica, storie vere di artiste di talento, ed è quello che abbiamo citato adesso, ovvero sia le donne
che hanno composto e che la musica ha dimenticato, che la storia della musica ha dimenticato. E con questo recap finale, noi salutiamo Anna, grazie. Grazie.